Millennio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici. Allora, lo scorso 18 marzo, quindi 2 giorni fa, presso l'Aula Magna del Museo di Storia Naturale di Corso Venezia a Milano, si è tenuto un importante convegno, Contraccezione in pillole. Cioè praticamente si è discusso dei falsi miti e benefici del trattamento ormonale. Abbiamo il piacere di avere con noi collegato il professor Annibale Volpe, past president della Società Italiana della Contraccezione, nonché dunque, direttore della clinica ostetrica e ginecologica Università di Modena e Reggio Emilia. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a voi, grazie. Allora, io vedo qua i 10 punti, glieli ricordo, lo ricordo ai telespettatori. Si dice: la pillola fa venire il cancro, la pillola provoca tromboembolismo venoso, la pillola toglie il desiderio sessuale, la pillola non è adatta alle giovanissime, non va bene in premenopausa, a lungo andare può rendere meno fertili, può modificare il mio umore. La menorrea provocata dalla pillola è pericolosa, fa ingrassare e ho il ciclo mestruale irregolare, non posso prendere la pillola. Quindi i 10 punti noi l'ascoltiamo e la preghiamo di fare chiarezza appunto su questi, fra virgolette, miti. Sì, ci sono. Da dove cominciamo? Da dove vuole? Possiamo dire in generale che ci sono, come ha detto lei, delle false credenze e c'è una non corretta informazione per quello che riguarda i benefici della pillola. La pillola estroprogestinica, cioè la pillola contraccettiva, innanzitutto per quello che riguarda la contraccezione, quindi l'evitare gravidanze indesiderate, è molto efficace. Sicuramente la sua scoperta, che risale a più di 50 anni fa, è stata una importantissima rivoluzione sociale in tutto il mondo. Ma negli ultimi anni è stato visto che sono molti benefici extracontrattivi. Primo tra tutti è proprio quello della protezione contro alcuni tumori maligni. In particolare sono i tumori maligni del corpo dell'utero, i tumori maligni dell'ovaio e i tumori maligni del colon retto. Il più pericoloso di questo, anche se non è tra i più frequenti, colpisce una donna credo ogni 76, è il tumore dell'ovaio, che viene in genere diagnosticato tardi e ormai dal 2008 che è uscito su Lancet un primo importante lavoro, tutti gli esperti sanno che la pillola è una profilassi per il tumore dell'ovaio. Ogni 5 anni di assunzione della pillola si riduce il rischio di tumore dell'ovaio del 20% e la protezione si mantiene per circa 20-30 anni dopo la sospensione. Ecco, 20-30 anni dopo la sospensione, ecco. Cioè se uno prende la pillola fino a 40 anni, fino a 60-70 è protetto. E questo è importante perché il picco di incidenza del tumore dell'ovaio è intorno ai 65 anni. Il tumore dell'ovaio è quello che mi sono soffermato di più, perché solo il 41% delle donne, cioè 4 su 10, sopravvive a 5 anni. Quindi avere una riduzione del rischio per chi la prende per 15 anni durante la vita riproduttiva significa dimezzare di avere il rischio di tumore. Di tumore dell'ovaio. La stessa cosa vale per il corpo dell'utero, che però è più curabile e si ha una protezione anche sul rischio di colon retto. Ci sono dei dati epidemiologici
pubblicati dai medici di medicina generale inglesi, che hanno seguito per 39 anni 300.000 donne, chi prendeva la pillola e chi no, che in generale si riduce non solo la mortalità per tumori, ma anche la mortalità in generale. Quindi ci sono una serie di effetti benefici. Poi inoltre la pillola è usata ormai largamente come terapia di tante patologie, dall'endometriosi, che è una patologia benigna cronica molto frequente, colpisce una donna su 10, alla policistosi ovarica, alle ragazzine con acne, peluria, brufoli, al dolore mestruale, alla sindrome premestruale, alle irregolarità mestruali di origine ormonale, funzionale, non organica. Quindi ha una serie di effetti terapeutici e una serie di benefici. Per quello che riguarda invece tutte le altre cose che ha detto, che fa ingrassare, che altera la sessualità, che la fertilità, eccetera, sono tutte cose false, sono falsi miti che si tramandano da molti anni, ed anche, direi, la colpa è un po' dei medici, un po' anche della stampa, che ha esagerato alcuni rischi. L'unico rischio reale è un piccolo aumento di coaguli di sangue nelle vene, che comunque dipende dal tipo di pillole. Con le ultime pillole a base di estradiolo probabilmente non c'è, e che comunque con qualunque tipo di pillola è 10 volte meno che in gravidanza. Per tutto il resto si mantiene la fertilità, non si ingrassa con alcuni tipi di pillola, si riduce la ritenzione idrica. E una cosa importante è che essendo gli estrogeni contenuti nella pillola, i progestinici, possono avere un metabolismo diverso da una donna all'altra, la scelta va personalizzata, cioè ogni donna è adatta a un tipo di pillola che deve scegliere insieme al proprio ginecologo. Altra cosa importante da dire, che non serve fare nessun esame per prendere la pillola. Molti prescrivono degli esami, tutte le linee guida di tutte le società del mondo, compreso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dicono che non c'è bisogno di fare nessun esame, né prima né durante. L'unico esame consigliato per chi prende pillola con uno dei due estrogeni, metilene e estradiolo, è il controllo della pressione una volta all'anno. E poi sarebbe opportuno che una volta iniziata una pillola, dopo 3 mesi si rifacesse un colloquio col proprio ginecologo per vedere se quella pillola va bene, o se nel caso particolare si può passare a un altro. Ecco, allora 0266203529, se apriamo i telefoni se qualcuno volesse porre domande al nostro gradito ospite. Allora, lei ha giustamente ricordato che oramai sono 50 anni, no? Sì, che, più di 50, allora, 58. in 50 anni non sono emerse evidenze, ma allora su che cosa si fonda questi miti? Beh, molti anni fa, io ricordo che 35 anni fa, sempre il Royal College General Practitioner, cioè il collegio dei medici di medicina generale inglese, aveva pubblicato dei dati molto allarmanti sulla mortalità cardiovascolare da pillola. Adesso lo stesso dice che invece fa bene. Questo è dovuto sia a dati non completi di 35 anni fa, è dovuto anche che nel corso degli anni i contenuti estrogeno e progestinico della pillola sono cambiati e sono sempre delle molecole che mantengono o migliorano l'efficacia, ma sono più sicure e danno anche degli effetti benefici. Ecco, allora sappiamo che sappiamo che il rapporto sessuale, il primo rapporto sessuale, purtroppo l'età si è abbassata e anche in menarca. Quindi si può prendere diciamo anche a un'età molto giovanile. Presa
quando iniziano i rapporti sessuali per evitare una gravidanza indesiderata. Ecco, quindi, dopo il menarca ovviamente, perché dopo prima il del menarca menarca potrebbe avere degli effetti, per esempio di saldatura delle ossa e quindi bassa statura, poi però una volta iniziato il menarca può essere presa subito. Ormai non ci sono tutti i dati che confermano che non c'è nessun effetto collaterale, evita gravidanze indesiderate, e teniamo presente che in Italia, mentre le interruzioni volontarie di gravidanza negli ultimi 20 anni fino a 5-6 anni fa si sono abbassate e sono diventate la metà, oggi sono 110.000 all'anno, prima erano 230-240.000, e questa curva che si abbassa è andata pari all'aumento dell'uso della contraccezione ormonale. Negli ultimi anni invece è stabile questa curva, e tornando alle adolescenti, l'unico dato che si ha, credo dal 1999, è un incremento di interruzioni volontarie di gravidanza in Italia nelle adolescenti. Quindi sono gravidanze indesiderate che potrebbero essere evitate proprio dall'uso della pillola, che anche nelle adolescenti non dà nessun effetto collaterale, anzi per alcuni tipi di adolescenti che hanno i brufoli, la peluria, la seborrea, cioè la pelle grassa, i capelli grassi, è anche curativa di questi sintomi. Allora, a lungo andare si dice che la pillola può rendere meno fertili. Allora, quando si desidera una gravidanza, è sufficiente smettere di assumere il contraccettivo orale? Sì, subito. Appena si smette il ciclo successivo si ha l'ovulazione, quindi la fertilità ritorna immediatamente come prima. Se c'erano dei problemi prima, per esempio ci sono delle donne che avevano prima dei cicli irregolari, della menorrea, quando smettono, se non sono guarite per fatti loro, ritorna come prima, però la fertilità si riprende subito. Al massimo qualche volta l'ovulazione può tardare di 2 o 3 giorni, però già dal primo mese di sospensione si è fertile. Allora, la pillola si dice che modifica l'umore, ma questo, come lei ci ha ricordato, è completamente falso. Anzi, alcuni studi hanno evidenziato che i contraccettivi orali possono essere efficaci nel trattare la sindrome premestruale severa, cioè praticamente l'ansia, la depressione, la irascibilità. C'è un preparato, che ovviamente non faccio il nome, che è stato, ha questa indicazione terapeutica negli Stati Uniti, cioè l'Agenzia Americana del Farmaco, l'NIH, l'ha dato proprio come terapia della sindrome premestruale. Allora, dunque, abbiamo detto che a proposito del tromboembolismo, se poteva, ecco, l'unico neo, se possiamo chiamarlo, è il trombo. Diciamo che, per fare dei numeri, per rendere più chiara la situazione, il tromboembolismo venoso profondo sono dei piccoli coaguli di sangue che vanno nelle vene delle gambe quasi sempre, raramente poi questi possono partire e andare per esempio ai polmoni. Questa patologia colpisce 2 donne su 10.000 che non prendono pillola. Durante la gravidanza colpisce 60 donne su 10.000. Chi è che prende la pillola dipende dal tipo di preparato, da che estrogeno c'è nella pillola e da che progestinico, e anche dalla dose dell'estrogeno. Ci sono delle pillole in cui il rischio è di 6-8 donne ogni 10.000 che prendono un tipo di pillola, per arrivare a un massimo di 9-12 donne ogni 10.000. Con le ultime pillole che contengono l'estrogeno naturale, che è l'estradiolo, mentre tutte le altre contengono un estrogeno di sintesi che è l'etinilestradiolo, con queste pillole tutti i dati di laboratorio dicono che sono neutre, che non modificano la coagulazione, il metabolismo, niente. Quindi ci attendiamo che questo rischio sia come nella popolazione generale o quasi.
però non abbiamo solo dati di laboratorio, non abbiamo dati epidemiologici, perché sono pillole in commercio da troppo poco tempo e quindi devono passare 10 anni prima di avere la certezza epidemiologica. Allora, dipende dal dosaggio, ma allora chi è che fissa per ogni soggetto l'esatto dosaggio? È compito del ginecologo? È un colloquio che deve fare la donna con il proprio ginecologo, ecco, in base alle proprie caratteristiche, in base al peso, in base a se ha qualche cosa, per esempio come dicevo prima, l'acne o la seborrea, o ecco, da decidere in generale come principio fondamentale di tutti i farmaci. Il medico si deve attenere sempre a dare la dose minima efficace, perché qualunque farmaco, oltre a raggiungere l'obiettivo, per esempio un antibiotico, oltre a combattere quel batterio, comunque può essere tossico su altri organi e apparati. Quindi la dose in generale è la minima efficace, che però per alcune donne quella minima non va bene, perché magari hanno spotting, perditine di sangue, quindi va deciso, è compito del medico, che purtroppo spesso non lo fa perché non perde molto tempo nel colloquio, è quello di informare correttamente e completamente la donna sui benefici e sui eventuali rischi dei vari tipi di contraccettivi ormonali. Ecco, ci viene chiesto attraverso una mail a proposito della irregolarità. Ecco, vuole precisare? Allora, se non ci sono cause che noi chiamiamo organiche, cioè patologie, per esempio fibromi all'utero, oppure polipi dentro all'utero, sul collo dell'utero, oppure cisti ovariche, cioè patologie dove il trattamento in genere è chirurgico, se è solo una questione di irregolarità dovute agli ormoni, la pillola è curativa, sia delle mestruazioni abbondanti, sia del dolore mestruale, sia di cicli irregolari. Però la pillola, o molte pillole, danno degli spotting, cioè delle piccole perditine di sangue nel 10-12% dei casi. Questo avviene soprattutto nei primi 3 mesi di assunzione, poi in genere scompare. Poi in genere scompare perché si regolarizza. Sì, quindi si mettono a posto. Se non scompaiono si deve cambiare tipo di pillola, perché per il metabolismo di quella donna ne necessita un altro. Allora rassicuriamo la persona che ci ha inviato la mail che non solo non è pericoloso, ma diciamo, è consigliabile prendere diciamo, parlare con il proprio ginecologo. Certo. Ecco, bene, allora facciamo il punto della situazione. Ecco, un'altra cosa che spesso si fa, che volevo aggiungere, oltre a quello di non fare gli esami e solo il controllo della pressione, è che non c'è nessun motivo, anzi è dannoso interrompere la pillola per 1 mese, per 2 mesi, non ha nessun senso, ed il rischio di coaguli alle gambe, che si ha soprattutto i primi mesi, massimo entro il primo anno, se si interrompe per 4 settimane si ripresenta da capo. Ecco, quindi ci viene chiesta un'altra precisazione sulla premenopausa. Sì, si può, con queste pillole ultime che contengono estradiolo, se non ci sono altre controindicazioni, per esempio pressione alta, fumo, obesità, cioè non sovrappeso, proprio obesità, diabete con ipertensione, con nefropatie o altre patologie, si può prendere queste con estradiolo fino alla menopausa. Ecco, perché, quindi si può prendere in teoria anche per 50 anni. Esatto, anche fino a 50 anni, anzi, siccome, come dicevo prima, la protezione dei tumori dell'ovaio si mantiene per 20-30 anni dalla sospensione, il tumore dell'ovaio è più frequente a 65 anni, fino a 50 anni si può prendere, poi non si ha più l'ovulazione, non ha più senso, si può passare
se necessario, a una terapia ormonale sostitutiva che è più leggera, diciamo, della pillola, perché non deve bloccare l'ovulazione. Bene, professore, la ringraziamo moltissimo Grazie delle a voi. precisazioni. Allora, concludiamo con facciamo con un punto da parte sua sul Sì. messaggio conclusivo, diciamo così. Sì, il messaggio è che in Italia, soprattutto nelle regioni meridionali, l'uso della contraccezione ormonale è la metà di quello che è in paesi vicini, tipo la Francia, il Belgio, l'Olanda. E per esempio, ecco, questo è un dato, in Olanda i tumori dell'ovaio, la mortalità per tumori dell'ovaio è la metà che in Italia. E lì si usa il doppio della pillola. La pillola è efficace, è sicura e sono molto più i benefici dei rischi. Quindi se uno ha bisogno di una contraccezione può fare tranquillamente la contraccezione ormonale. Grazie professore Grazie a lei. Annibale Volpe e buon lavoro. Grazie, buon pomeriggio. Grazie, grazie. Allora, abbiamo sentito, per chi avesse qualche dubbio, oltre al proprio medico può eventualmente chiedere al proprio ginecologo, e ci fa piacere dire che proteggiamo le nostre ragazzine che vanno incontro a rischi di gravidanze indesiderate. Grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici, saluto da Renata Galanti. Avete ascoltato Sani nel terzo millennio.